Soddisfazione e impegno per il presidente del CSI Veneto in una giornata così importante. Sente il peso, insomma, del carico, della responsabilità ma anche della gioia di questa giornata? Sì, sento un po' la fatica più che il peso, ma ricompensata ampiamente dalla gioia nel vedere in questa giornata riunita il meglio, diciamo, dello sport del CSI Veneto, non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto dal punto di vista proprio del fair play, della voglia di fare sport, della voglia di giocare e del divertimento, quindi grande soddisfazione. Quale report ci può trasmettere rispetto a questa annata sportiva? Ma è un'annata che vede il CSI Veneto in crescita. Mi sono insediato da qualche mese, prima ho fatto il presidente di Padova, ma abbiamo un gruppo di presidenti, un gruppo di dirigenti molto bravi e molto animati da questo spirito di educare attraverso lo sport. Quindi un grande momento di entusiasmo, di passione che ci vedrà ora bene e ci dà buone prospettive. Lo sport anche come antidoto a quello che è definito tra virgolette, il male odierno, ovvero l'utilizzo massivo dei social, dei device. È un impegno importante anche per voi riuscire a distrarre i ragazzi da questa, definiamola, droga, per potergli trasmettere quei valori importanti che lo sport sa trasmettere. Sì, diciamo lo sport è sicuramente un mezzo per portare tutti nei campi sportivi, nelle palestre e quindi lasciare i social, i cellulari, i computer e quant'altro a casa. Bisogna ovviamente promuoverlo bene e promuoverlo proprio come mezzo educativo per la società, per i giovani, ma anche per i meno giovani, insomma noi ci rivolgiamo un po' a tutti, perché i social colpiscono i giovani ma anche i meno giovani. Ecco. Fasi regionali, fasi finali di una stagione molto intensa. Che report ci porta dalla sua provincia? Beh, diciamo che Treviso è sempre molto presente in queste finali regionali. Storicamente nella pallavolo portiamo sempre molte squadre, anche quest'anno abbiamo 2 finali, le finali open, di open misto e open femminile con entrambe le squadre di Treviso. Poi abbiamo una squadra di pallacanestro open misto e noi calcio 11 non ce l'abbiamo, ma va bene così. Comunque come sempre una bella festa prima che gran belle partite. Una gestione da tenere sempre sotto controllo, quello del comitato provinciale. Quanto impegno impiega per ottenere il massimo del risultato? L'impegno sicuramente tanto, non è un mondo facile il mondo sportivo e lottiamo quotidianamente non solo con la contingenza, le varie problematiche, ma anche per cercare di continuare a far passare sempre il nostro messaggio che lo sport è uno strumento educativo, lo sport è festa e lo sport non è la ricerca della vittoria a tutti i costi. I giovani e lo sport, che testimonianza ci può dare? I giovani sono dei grandissimi appassionati dello sport, però purtroppo siamo di fronte a un fenomeno accentuato dopo il Covid di abbandono giovanile sempre più precoce, per cui anche questa è una sfida che noi come CSI stiamo percorrendo. Non dico che stiamo vincendo, ma la stiamo giocando con tutte le nostre forze. Sicuramente non è semplice, ma ogni volta che riusciamo a strappare un ragazzino alla strada e portarlo in palestra o in pista o in campo è una grande vittoria e noi continuiamo a lottare per questo.
Giorno di festa nella giornata delle finali regionali, anche Legnago partecipa con la sua presenza. Sì. Che testimonianza ci porta? Niente, dopo tanti anni è la prima volta che arrivo a una finale regionale, bellissima, sono andato a vedere un paio di partite delle mie società così e insomma sono stato molto colpito, anche i risultati a me non interessano, interesse per me è quello del gioco, dove i ragazzi si esprimono con quel fatto anche di responsabilità, no? Che al giorno d'oggi manca, perché è soprattutto quello spirito di squadra e di, come si può dire, adesso non mi viene la parola giusta, collaborazione e rispetto degli avversari, perché sai, a volte quando si perde anche la testa, si perde ma si perde anche la testa. Invece ho sentito l'allenatore gli ultimi 10 minuti dai ragazzi sorriso sulla bocca e andiamo avanti. E vedrai, insomma, ecco, hanno pareggiato, però hanno dato quell'impressione di essere un gioco, cioè giochiamo, divertiamoci e giochiamo, col sorriso. E sono stato molto colpito da questa frase qua, insomma. E dopodiché il centro sportivo io sono 35 anni che ci sono, dico una cosa, che è sempre stato al culmine e al top di tutto lo sport. Benissimo, e quest'anno è la prima volta dopo tempo, insomma, così che non ero nel giro dei presidenti. E spero e voglio che sia un gruppo, come una squadra, se no altrimenti cosa rappresentiamo noi? Legnago, cosa Verona, trasmettiamo? Belluno, Padova, dobbiamo essere una squadra, perché siamo il Veneto. Questo a me interessa. Parlavamo di condizioni psicologiche, sociali. Certo, questo periodo in cui imperversano venti di guerra, riuscire a trasmettere questi valori è abbastanza complicato. È complicato, ma anche prima della guerra era complicato, perché c'è stata questa esplosione di civiltà incontrollata, io dico, no? Nel senso che tutti fanno quello che vogliono e tutti hanno ragione. Sì, è vero, però nello sport c'è un regolamento. Ecco, questo secondo me dobbiamo essere noi che cominciamo a fare questa strada, uniti nel rispetto di regolamenti, nel rispetto, se no altrimenti non diamo nessuna parola e nessun valore a niente. Ecco. Una festa regionale, quella del CSI, che coinvolge anche il suo comune, una soddisfazione quella di poter offrire alla sua comunità un appuntamento di rilievo. Assolutamente sì, è una delle cose su cui stiamo puntando con questa amministrazione, entrare in relazione con le altre comunità locali, con le associazioni, con il terzo settore, aiutare soprattutto le nostre società sportive, le nostre associazioni di volontariato, a entrare nelle reti provinciali e regionali, a scambiare idee, riflessioni, capire cosa sta succedendo anche nel mondo giovanile, nel mondo dello sport, dove ci porteranno le nuove dinamiche legate alla demografia, ad esempio, e quindi capire insieme come affrontare dei problemi che, se ciascuno li tiene da sé, probabilmente farà molta fatica a trovare le soluzioni. Il ruolo del sindaco è sicuramente diretto nei confronti della cittadinanza rispetto a ruoli, pensiamo a quelli regionali o quelli parlamentari, quindi una responsabilità ancora maggiore e anche una soddisfazione di poter affrontare e realizzare gli impegni elettorali. Ma vado sempre molto volentieri a incontrare i ragazzi
nelle scuole, nelle associazioni, nei gruppi, quando giocano, quando fanno attività sociali. Ne abbiamo molte in programma anche per quest'estate all'interno della bellissima villa che abbiamo nel nostro comune, proprio perché con loro si sente il polso e sono molto diretti e sono in grado di farti capire anche tante problematicità. Quello che conta è se riusciamo poi come istituzioni a mettere insieme gli adulti, i genitori, gli educatori, gli animatori, gli allenatori, perché se noi da adulti non parliamo lo stesso linguaggio, mi riferisco alle regole, all'uso del cellulare ad esempio, al rispetto quando si gioca o quando si è assieme agli altri verso gli altri amici, i più piccoli soprattutto, ecco, se noi adulti non parliamo lo stesso linguaggio diventiamo diseducativi e quindi è fondamentale oggi che abbiamo la cura dei giovani come interesse primario, io credo, che noi adulti ci mettiamo a conoscere bene il mondo dei ragazzi e lavorare insieme. Grazie.